amici, buongiorno, buona mattinata, buon di tutto, come si va? Spero che siate tutti bene, spero che quando prima tutto finirà e io ogni mattina sto qui a tenervi compagnia con la lettura del vostro segno zodiacale, l'oroscopo segno per segno. Intanto per i nuovi arrivati, nel senso coloro che si affacciano per la prima volta a questo canale, vi consiglio di iscrivervi a questo canale e di attivare la campanella delle notifiche, così quando ci sarà il prossimo video non ve lo perderete, va bene? E andiamo con il primo segno dello zodiaco, che è il segno dell'Ariete. Logicamente questo è l'oroscopo, lo voglio ricordare, è l'oroscopo del giorno mercoledì 8 aprile 2020. Iniziamo appunto, dicevo, col segno dell'Ariete. In amore, oggi sarete irresistibili, affascinerete la persona amata che stravede per voi. Potrete cogliere sguardi particolarmente inesistenti. Anche i single saranno molto fascinosi e brilleranno in ogni situazione, destando invidie. Quindi voi single del segno dell'Ariete siete delle persone molto invidiose quest'oggi. Occhio, guardatevi bene intorno. Nel lavoro ottimo momento per il settore professionale, potrete portare avanti un progetto che vi darà opportunità di fare una brillante carriera. Complimenti a voi. Il Toro, amore. Se siete in coppia sarete trascinati da un'ondata di passione che vi farà ricordare i momenti più belli vissuti accanto al vostro partner. Riproverete le stesse emozioni di un tempo. I single potranno intraprendere nuove relazioni. Il lavoro, cominciano a esserci presupposti per quella che sarà la grande occasione della vostra vita. Novità in arrivo. Gemelli, amore. Ottima giornata per sbloccare un rapporto con la persona del cuore e riconquistarla. Sarà un successo insperato che vi riempirà di soddisfazione. Dopo un periodo incerto, i single potranno riprendere i vecchi ritmi e fare nuovi incontri. Lavoro, oggi sarete degli ottimi affaristi e stravolgerete la vostra situazione finanziaria grazie al giusto fiuto. Cancro. Allora, per voi del Cancro, in amore, in attesa che qualcosa cambi radicalmente, cogliete tutti i benefici di pianeti come Venere e Urano che vorranno mettere in luce la vostra vita affettiva. Novità per i single e per chi ha chiuso una storia importante. In arrivo nuovi amori. Lavoro, non fatevi prendere dalle insicurezze, proseguite sui vostri progetti senza fermarvi e senza paura. Leone, in amore, il leone. State attraversando una fase di grande trasformazione e vi sentite un po' nervosi. C'è però la necessità di avere delle priorità. L'amore è una di queste. Quindi occhio. I single dovranno sfruttare il momento per dare il via ad una nuova pagina di vita. Nel lavoro, il leone, un momento di confusione potrebbe mettervi in crisi, tuttavia le stelle annunciano cambiamenti in arrivo. Vergine, amore. Se siete reduci da un momento difficile che ha visto chiudere relazioni lunghe, adesso è bene guardare avanti.
Le meraviglie che vi riserva l'amore sono tantissime. I single del segno saranno spinti a vivere nuove avventure e a iniziare nuove frequentazioni. Lavoro, la vostra situazione economica fa acqua da tutti i lati, ma presto potrete rimettervi in carreggiata. Bilancia. In amore invista nuove emozioni per chi è in coppia e ha deciso di ufficializzare un rapporto. Venere potrebbe protegge le relazioni a lungo termine e favorisce l'intesa. I single saranno portati a riflettere sul proprio futuro sentimentale, ma qualcuno potrebbe decidere di approfondire una conoscenza. Bilancia sul lavoro, date una spinta alla vostra carriera e prestare maggiore attenzione alle occasioni che vi scorrono davanti. Scorpione in amore. Oggi avete la mente è libera da ansie e preoccupazioni e questo eviterà i litigi e discussioni col partner. È un buon momento anche per iniziare a pensare al grande passo. I single potranno abbandonarsi a nuovi flirt e vivere momenti romantici con leggerezza. Lavoro. Giove in occasione rende il percorso lavorativo difficoltoso, ma molto presto riuscirete ad ottenere bellissime soddisfazioni. Sagittario. Amore. Venere ripristina il dialogo nelle coppie che hanno vissuto un periodo di crisi. Uscite dalla routine e rimettetevi in gioco. Cambiamenti in vista anche per i single, molto apprezzati da chi desidera essere al centro dell'attenzione. Il lavoro, la mente è attiva e vi consentirà di trovare soluzioni appropriate ai problemi. Potreste risolvere anche questioni burocratiche. Capricorno. Amore. Giornata importante nelle relazioni sentimentali. Il dialogo porterà amore e magia. Vivrete la gioia di un amore sincero e incondizionato. Se siete ancora single avrete l'opportunità di provare un forte desiderio per qualcuno. Lavoro. Oggi sono in arrivo grandi opportunità nella sfera professionale. Oggi potreste fare dei buoni affari. Acquario. Amore. Qualche piccolo litigio scuoterà i rapporti fra le coppie, ma cercate di mantenere la calma. Evitate di prendere una decisione sbagliata, soltanto per prendervi una rivincita, una soddisfazione. Colpi di fulmine in vista per i single. Ci saranno molti cuori che batteranno per voi. Lavoro. Mettete da parte le vostre incertezze e proseguite con passo sicuro verso i vostri obiettivi. E infine il segno dei pesci. Amore. Grazie alla buona posizione di Venere, oggi in amore entrerete in sintonia con il partner. Molti rafforzeranno il legame, altri avranno l'occasione di riconquistare un amore perduto. Per i single potrebbe esserci una felicità inaspettata in arrivo. Per il lavoro, per i pesci, sarete ambiziosi e laboriosi, pronti per prendere il mondo tra le mani, ma cercate di moderarvi. Ed era così la lettura del segno per segno dell'oroscopo del giorno mercoledì 8 aprile 2020.
Io, oltre a ringraziarvi a tutti quanti, vi invoglio sempre anzitutto a iscrivervi a questo canale ed attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando ci sarà un nuovo video non ve lo perderete. Se avete bisogno di me potete chiamarmi in qualsiasi momento al numero che vedete nello scrollo, quindi questi numeri servono per consulenza in privato ed servono per informazioni in merito a ritorni e legamenti d'amore. A tutti voi, come io dico sempre, che le stelle siano sempre con voi tutti e a risentirci al prossimo video.